Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandante Veneziano, ragazzi, siamo a Phillip Island e FIO in qualifica, veramente un periodo nero, non capisco se che l'ultima era proprio stanno sul cazzo, penultimo posto, male perché comunque nelle prime tre settori ero sempre tra i primi, nell'ultimo settore perdo tutto, veramente ho fatto milioni di volte, niente da fare, proprio non sono riuscito a trovare il setup per l'ultimo settore. E tutto quello che guadagnavo nei primi, secondo e terzo, o comunque nei primi, perdevo tutto nell'ultimo. Quindi non lo so, veramente. Vaneggi come gli anni, sempre quella maledetta ultima curva in discesa, ragazzi. Vabbè, dai, andiamo. Sta fine stagione sta finendo un po' così. Però l'obiettivo insomma è cercare di rimanere al terzo posto nel mondiale. Vai ragazzi, ragazzi, vai, questa è la classica gara che possiamo recuperare tutto in gara. I primi settori alla grande, prime curve devastanti, purtroppo perdevo tutto in quella fottutissima curva discesa, curva maledetta. Qua sì che il freno automatico era utile, ma va bene insomma. Questa è una curva da prendere in pieno, ammazzare tutti. Mamma mia che rischio, siamo già undicesimi, però voi volete un comandone che rischia crazy curva, crazy curva. Eccoci qua il come deve pompare, vai pompa, vai pompa, vai pompa, vai pompa, vai pompa. E come ho detto nella prima parte del tracciato il come va benissimo, però perdo tutto dopo, purtroppo. Oddio Rossi, scusa Vale, porca troia, cosa ho fatto? Ho ammazzato Rossi, ma porca troia. Non ho fatto apposta chiaramente ragazzi, scusate. Adesso è lotta pura. Però dai, ho fatto bene. Eccola qua, eccola qua. Eccola qua, la curva maledetta. Però qua in gara, vedi cosa avevo detto, Fio? In gara, questa classica gara qualifiche di merda, gara devastante. Pronostici come indiani rispettati, mi conosco purtroppo. So i miei punti forti, so i miei punti deboli. Mi piace per Valentino Rossi, cazzo, quello sì. Poi devo stare davanti a Camomillo ragazzi. Pedrosa anche primo, incredible. Proprio oggi che devo fare la gara della vita Pedrosa. Era Pedrosa in fuga Fio. Non penso di farcela Fio, non penso proprio di farcela. Peccato però, veramente peccato perché prima parte di tracciato vado comunque bene, a parte sta merdata però mi dispiace tanto per Vale, cazzo. Stare davanti a Pedrosa però se voglio il podio. Tanto vincere qua mi sembra improponibile. Eccola qua, sta merda, ma perché esiste sta curva? Ma perché esiste sta curva? Che perdo tutto in sta curva. Questa è la sintesi delle qualifiche comandiane. Se riesco a fare quella curva come la curva della vita, allora posso vincere. Allora Fastest Lap di Marquez. I primi tre sono veramente irraggiungibili oggi, Oggi i primi tre sono veramente di un altro pianeta. Dai, come che possiamo però fare il miracolo. Lo possiamo fare, it's the miracle. Devo usare un po' di più, anche se però il quarto posto non lo posso buttare via. Guarda Camomillo, fa l'errore Camo. Fai l'errore Camo. Possiamo ancora tentare il miracolo di superare almeno Camo.
rischiare però. E qua devo fare la curva della vita, proprio nella curva che odio. Là sono un coglione. Ci ho provato. Ragazzi. Vai. Sono ancora quarto, non so come. Ci ho provato. Forse ho esagerato anche un po', perché se buttavo fuori Pedrosa non mi dispiaceva, però va bene, insomma, alla fine. Dai. Quarto posto. Il Camo resta davanti, il Camomile resta davanti, ma almeno arrivo al quarto posto. Ci ho provato a fare un po' il magheggio, è andata male, giusto così. Non so come The Crazy Come. Sarà... Cioè, io sono famoso per essere il Crazy Come. Vai, peccato. Scendiamo al quarto posto, però almeno 3 da Pedrosa, tutto ancora da decidere. Valentino con l'incidente che ha fatto per colpa mia scende un po' indietro, mi dispiace Vale, ma questo è anche lo sport, se ti devo ammazzare, insomma, è così. Raga, sotto il comandone veneziano, ultime 2 tappe decisive per il podio, quindi ciao! Veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.